Buongiorno, penso andrò a lavarmi su dei miei. Quel weekend passato bene, mio moroso pieno di raffreddore, io anche sembrava, però subito l'altra sera, che era sabato, mi sono presa la tachipirina. Ma ho ancora un po' di mal di gola, ma non è quel mal di gola da raffreddore, è mal di gola da proprio mal di gola vero e proprio, tutto qua. Sì, oggi sto abbastanza bene, insomma. Sì, c'è la roba stesa. Sapete che io stendo là sopra e ho anche altra roba stesa. E questo è quanto. Ieri era domenica, quindi ho approfittato a fare le lavatrici. Infatti ho roba stesa anche di fuori, i tappeti. Siccome non ho ordinato niente da Avon, vi faccio vedere quello che mi hanno ordinato, così posso fare video Avon. Per chi ancora si chiede se non lavoro più, no, non lavoro più. L'ho già detto in 1000 video, ma penso si sia capito che non lavoro. Non è che non lavoro perché guadagno con internet, anzi no, ve lo direi, però no, non guadagno in internet, non lavoro e quindi bisogna tirare la cinghia. Questo è in sostanza quella che è la situazione di adesso. Sì, ok, sì, anch'io mi chiederei, ma lavora sta qui o cosa, che fa sempre video? No. Eccomi qua, allora, sono tornata. Praticamente a mezzogiorno, perché io ora che mi fermo, no, almeno 10, ora che mi fermo chiacchiero con mia mamma e poi ho fatto la doccia e ho fatto colazione, eccetera. Ho lavato i capelli e ho 20.000 colori, cioè vedete qua, sono biondo chiarissimo. Ma io non ho mai fatto una tinta così bionda, così chiara. Vi devo appoggiare da qualche parte, vediamo se... Sì, c'è la carta, ecco. Così ci dovreste stare, ok. E quindi non... Adesso mi tiro sui capelli perché se no mi danno molto fastidio. Guarda il piccolo. No! Perché spia giù di sotto e quindi si mette fuori con la testa, solo che ho paura che cava giù di sotto e quindi ogni volta lo sgrido, ogni volta se ne va come se non avesse fatto niente. Allora, sono stata su da mia mamma appunto e ho i crostoli. Lei li ha fatti con lo strutto e lo zucchero a velo sopra. Non ne mangio più perché ho mangiato per colazione e ho lo strutto che va su e giù praticamente. Panna? Sì. Racconta a loro che cosa hai da dire. È qua che sta facendo l'infusa. Ma lei ha fame, solo che non posso darle troppa pappa insieme perché sennò sapete lei butta su tutto, perché mangia da ingorda. I due signorini sono appena entrati, sono stati fuori al sole. Cosa c'è? Oh, dolcezza. Dolcezza. Oh mia dolcezza. Panna. Pippo. Pippo. Ciao Micciu. Eccomi qua, ho lavato i piatti, quindi abbiamo già pranzato, già tutto. E certo che stona sta cucina bianca con il resto. E ho tutto aperto. Ho la porta aperta, la finestra no, perché sennò il piccolo va sulla legna. E ci siamo mangiati i crostoli, ho dato una bella pulita al lavandino e adesso è bello luccicoso, l'ho sgrassato proprio, pulito bene e ho aperto tutto perché di fuori c'è caldissimo, cioè di fuori sono, adesso vi dico anche quanti gradi sono di fuori, esattamente 25 gradi al sole. Siccome ha sempre fatto freddo non sono mai riuscita a tenere tanto aperto le finestre, le porte e quindi ho deciso oggi di tenere aperto visto che ne vale veramente la pena perché è caldo. Là si sta bene, amore. Bunny. Pepe là. Ciao Peppo. Che bello Pepe.
Siete belli. Adesso con l'aiutante qui sulla sedia, sì, sto mangiando una banana, mi metto a registrare video creazioni. Qui ho sempre il mio solito computer. Che bello, tutto luccicoso il lavandino. Vorrei rimanesse sempre così. Sono al computer che mi sto guardando un po' di video. Sto anche ottimizzando tutti i video miei. Che lavoraccio. Però è da fare, insomma. Perché io non ho mai diviso i video. Sapete che per chi fa video praticamente si può scegliere a che categoria appartiene un determinato video, e io non ho mai messo la categoria perché io carico e poi quando è online, non vado mai a cambiare queste cose. In realtà sarebbe da fare perché viene indicizzato meglio. Guardando un video di Michelina, questo è quello di oggi, vlog del 23 gennaio, e mi ha appena chiamata la proprietaria di casa e mi ha detto che domani mattina viene il tecnico alle 8:30, 9. Oddio, sarà una tragedia per me riuscire a alzarmi, perché sono talmente abituata a alzarmi più o meno tardi ultimamente che sarà difficile, ma meglio domani mattina, insomma, che domani pomeriggio. Panna. Ah, ecco. Quindi vi lascio, ci vediamo domani mattina, domani pomeriggio, insomma. Buongiorno, oggi è martedì. Oggi è martedì, non so se ve l'ho detto ieri, comunque oggi arriva la caldaia. Mattina, quindi io mi sono dovuta alzare prima del solito e adesso sono le 8:30. Ecco, e quindi c'è il piccolino che gioca, disperato, devo portarlo a far castrare perché inizia a piangere, a fare come i maschi. E quindi devo portarlo a far castrare prima che inizi a farmi la pipì in giro, anche perché ieri è andato spesso al bagno a fare la pipì. Al bagno dei gatti. Situazione attuale, mamma che colorito strano, hanno tolto la caldaia, quindi niente, adesso c'è un casino di là, non potete immaginare che cosa c'è. Vabbè. Aiuto, sono le 11:25 quasi. Stanno trafficando con i tubi, non so cosa stanno facendo, perché non ci stanno più quelli vecchi, quindi devono cambiarli. Oh, il gas. Mi hanno attaccato il gas giusto per il pranzo, poi lo ristaccano. È tutto provvisorio di là, l'acqua no. Sì, c'è un rubinetto volendo, ma in teoria è meglio non usarla, insomma. Io non la uso perché sapete che ho le scorte, quindi uso quelle. Sono le ore 17:10 circa. Sono andati via tutti. Oggi veramente è stata una giornata di quelle che non potevo fare niente perché dovevo stare dietro se avevano bisogno di qualcosa. Oh, mamma mia, adesso finalmente ho pulito un po' il pavimento, ma l'ho pulito alla veloce. Sapete come ho fatto? Con l'alcol, l'ho messo l'alcol, quello normale, quello rosa, l'ho messo nel contenitore che spruzza, e se devo far veloce a pulire faccio con quello. Quindi ho dato una passata, anche perché l'alcol asciuga subito e quindi pulisce e asciuga subito, per cui so che è meglio pulire con l'acqua e detersivo, però per fare una cosa veloce ho fatto così e basta, ho sistemato tutto, ho messo in parte la lavatrice, non la mettiamo ancora lì perché devono tornare, non hanno finito, però per il momento abbiamo l'acqua calda e è quello che è l'importante, avere l'acqua calda. Adesso devo lavare questo casino di roba. Devo anche stare attenta ad aprire il rubinetto perché parte acqua ovunque, quindi perché c'è ancora aria in questo rubinetto qua, perché quelli del bagno li ho già aperti. Questo qui non l'ho ancora aperto, quindi ci deve essere dentro aria, ovviamente. E niente, io adesso mi faccio i miei mestieri di casa, finalmente. Ci vediamo domani. Ciao. Buongiorno. Perdonate le mie condizioni, devo ancora lavarmi la faccia, devo ancora far tutto. Dunque,
perché mi sono persa a guardare Wish, l'applicazione. Mi sono persa lì e in realtà mi ero svegliata presto alle 7 qualcosa, solo che sono stata fino a prima a letto e sono le 9:25, 9:30. Bene. Adesso ho un po' di latte, sempre il mio solito alta digeribilità, e devo finire questo, che è il caffè del Lidl, quello solubile. Ieri è stata una giornata primaverile, ma ve l'ho detto. Stavo dicendo, chi è che ha parcheggiato qua? Sono stata io. Sì. Che ieri ho lasciato il posto ai tecnici lì col furgone e quindi l'ho messa lì. La mia lavatrice è qua, sì che io non posso fare lavatrici. Vi faccio vedere anche la nuova caldaia. Sì, abbiamo finalmente la nuova caldaia, che deve essere ancora finita. Mancano ancora i tubi, adesso c'è un tubo provvisorio, ma insomma deve essere ancora finita. Che vuoto che sta stanza, eccola qua, c'ho la stanzina vuota, manca proprio la lavatrice e è tutto diverso anche sotto dai tubi, cioè è fatto tutto diverso. Quella di prima sì era proprio vecchia anche com'era, anche dentro come era fatta era proprio più vecchia rispetto a questa. Appena mi sono alzata ho guardato in bagno. Voi non avete idea di cosa hanno fatto i gatti. Hanno tirato giù tutto. Hanno tirato giù tutta quella roba che c'era qua sopra, sulla mensolina. E cosa c'erano? Gli spazzolini, il dentifricio, il portaspazzolini di ceramica e una scatolina, quella dei tappi, delle orecchie. Non so perché hanno tirato giù, perché di solito va panna lì quando ci sono i cotton fioc, ma i cotton fioc non li tengo più fuori. E quindi non so perché è caduto tutto, perché hanno fatto cadere tutto. Insomma, c'erano pezzi di ceramica ovunque e l'ho buttato alla fine perché quello là veramente ne ho ancora uno di pezzo di quello lì, perché si è rotto tutto, quindi era un set, sapete, quei set porta spazzolini, porta sapone, porta eccetera eccetera. Si sono rotti tutti quasi, quindi vabbè. E di conseguenza ho cambiato anche gli spazzolini perché appunto erano per terra, chissà se li sono mangiucchiati, quindi ho cambiato gli spazzolini, per fortuna ce li avevo. Che stress. Aiuto. Oggi pasta per il mio amoroso con questo sugo che dobbiamo finire, che è quello del Lidl e mi piace tantissimo, quello con pomodoro e ricotta. È veramente buono, lo mangio anch'io, e perché io mangio dei sughi pronti, insomma, diciamo che ultimamente questi anni mi sono abituata a mangiare un po' di tutto, non essendo più a casa con i miei, però no, è veramente buono quello lì. E quindi c'è l'acqua con la pasta, ok? E poi mi sono preparata un po' di toast perché avevo l'affettato che era aperto da tipo un giorno o due, e quindi per farlo fuori ho fatto i toast, ho preparato e salsa rosa e niente, basta. Ho appena acceso il fuoco, è mezzogiorno e 10 circa, e ho appena acceso il fuoco. Panna è qui che non vedo l'ora che il fuoco scaldi un pochino, vero? Amore, dolcezza. Eccomi qua, ore 17:10, un quarto, è arrivata la degusta box. Sono di questo colore perché c'è un tramonto che è una favola, quindi ve lo faccio vedere prima che sparisca.
questo che tramonto, bello. Va bene, detto questo, visto che sono già le 5:15, 5:20, quindi registro l'ultimo tutorial per oggi. Ho registrato già 2 tutorial e sono creazioni che ho fatto l'altro giorno. Questi tutorial qui di queste 3 di oggi andranno online in marzo. Ebbene sì, mi manca solo un tutorial per marzo e poi ho finito anche la programmazione per marzo. Sono una bomba. E nel frattempo che registro tutorial, adesso mi bevo la tisana linea della Pompadour perché ho una sete tremenda, però non volevo bere schifezze, non volevo bere tipo Coca-Cola o cose gasate e quindi mi bevo questa tisana qui. E devo anche riniziare a allenarmi, adesso con calma rinizierò anche quello, così per l'estate magari ho un fisico un attimino più tonico. Stasera questa qui con i toast che sono avanzati. Buondì, buondì. Oggi è giovedì, è tardissimo perché sono le 9:30. Tardi. Mi sono preparata caffè latte e adesso mi metto a computer di qua nella stanza computer perché c'è il sole e quindi ho deciso di fare così. Qui ho aperto la finestra come tutti i giorni, solo quella perché così mi entra il sole sul letto e sulle lenzuola. E qui anche ho aperto la finestra, questa qua. E niente, ieri non è arrivato più nessuno, quindi... Ah sì, ieri sera la torta quella in forno, quella dell'Eurospin, praticamente mi sono persa via, l'ho mezza bruciata, ma l'abbiamo mangiata lo stesso, non era mangiabile, non era proprio messa male. No, l'ho presa in tempo, però si era bruciacchiata abbastanza. Per fortuna l'ho presa in tempo e così, insomma, però buona, molto buona. Sì. Consigliata. Quindi su Wish vedo sempre questi adesivi qua che ho preso anche io, che fighi. Ne vorrei prendere altri, se ne trovo altri quasi quasi mi è arrivata la disoccupazione, quindi posso permettermi qualcosa, non tantissimo ma qualcosina posso prendere. E niente, qua c'ho la mia tazza di caffè latte qua. Devo editare un video ancora e poi devo mettermi a creare qualcos'altro e per il resto oggi non so che cosa farò, quindi ci sentiremo in giornata. Sono le 11:30, mi ero messa a fare il letto, però ho detto nel frattempo che faccio il letto è meglio che mi metto una maschera, quindi ho messo la maschera e questa è questa qui della Cartier Paris e è bio, è all'argilla, quindi siccome ho la pelle tanto grassa ultimamente non la faccio spessissimo questa perché secca anche, però ho detto nel frattempo che faccio sto benedetto letto che è qui sotto sopra, allora lascio che si asciughi, si sta già asciugando praticamente, quindi bene, aspetta che rigiro i colletti dentro che sennò mi sporco. Va bene, faccio i miei mestieri che è già tardissimo. Che bello, sono uscita dal portone di casa e mi è arrivato il pacchetto che stavo aspettando, quello dei piercing, e qua in anteprima vi faccio vedere questo. È semplicemente un brillantino. Non sapete quanto io ho cercato dei piercing così e qui non esistono, li ho trovati online. Io pirla, non mi sono mai ricordata di guardare online e in effetti l'ho trovato, quello che volevo. E oggi è venerdì, sono le 11:30 quasi e io mi sono dimenticata di registrare perché mi sono alzata tardi e ho fatto fino adesso tutti i lavori di casa e mi sono alzata tipo alle 9:30, tardissimo e praticamente ho portato dentro legna, ho fatto tutte le mie robe e adesso mi faccio una doccia, quindi niente, adesso mi faccio una doccia e oggi volevo registrare tipo 3 video, però mi sarà impossibile perché
Non so se vengono i tecnici per la caldaia perché ieri non si sono visti. Non so se... cioè mi deve arrivare un corriere. Oggi pomeriggio ho inglese, sto facendo fuoco e pomeriggio devo chiudere perché ho inglese, cioè ho un casino di cose insomma. E ho scaricato un programma di video editing sul portatile. Voglio vedere se funziona rinizierò a registrare anche con la Canon. Situazione legna, ho fatto scorta. Ho fatto scorta, io sono sempre così. Ho messo questi cosi verdi perché ormai ho voglia di primavera e quindi ho cambiato tutto. La lavatrice è ancora qui. Anna si gode il sole. Vanni! Ehi Vanni! Ti prendi un po' di sole? Ti sei lavata tutta, che bella, pulita. Che bella! Ho registrato tipo 3 video oggi, in un'ora ho registrato 3 video, spero siano venuti bene, se no vanno bene lo stesso. Ho registrato anche video Avon, però non è come i soliti bello, fatto bene, perché ero appunto in velocità e le cose devo consegnarle. Niente, adesso vado a inglese e quindi non so se ci vedremo stasera. Ok, borsa di inglese presa, qua è buio, non si vede niente. Diamo la luce. Ok. Mi metto le scarpe e porto fuori le immondizie. Qua per la caldaia non è arrivato nessuno neanche oggi, sì che io la lavatrice la faccio montare perché ho bisogno di fare le lavatrici. Però veramente non è un comportamento corretto questo, perché allora mi chiami e mi dici guarda che sta settimana non riusciamo a passare, veniamo alla prossima. E no, io sto qua a aspettare come una cretina, come sempre. Vabbè, va bene, niente, vado a inglese, ci vediamo, ditemi se vi piace questo piercing e ci vediamo dopo.